con la collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggio la cinta Santiadoro, la maglia ufficiale di sportriver.biz. Al centro dell'ultimo pomeriggio stagionale all'ippodromo Don Diodato Meloni di Chirivani c'era la bellissima prova del Gran Premio Regione Sarda, giunta alla sua 44esima edizione, che metteva a confronto sui 2400 metri i migliori purosangue inglesi di 3 anni e oltre isolani, con qualche ospite dalla penisola intenta a fare bottino pieno. Impressionante, non ci sono altri aggettivi per definire la prestazione della 3 anni Bunora dell'Algher. La portacolori della San Giuliano aveva fatto vedere nelle prime 2 apparizioni contro gli anziani di valere la categoria, giungendo entrambe le volte terza, finendo a ridosso di chi l'ha preceduta. Questa volta ha saputo ripetere il cliché di corsa e lo standard contro avversari di rilievo e sulla carta più esperti. L'allieva del preparatore mattutino Leonardo Chiesa è in possesso di parziali terminali devastanti, che inizialmente mettono la figlia di Battle of Marengo e Rosbach all'attesa, lasciando sfogare in avanti gli avversari capeggiati dal frontrunner Aetos, che impostava un ritmo tambureggiante sin dai primi metri. La corsa entra nel vivo in piena curva finale, con Dipinto e Bunora dell'Algher che avvicinano il battistrada e ai 300 finali passano. Ma Bunora dell'Algher, con in sella Nino Muru, ha una marcia in più e i suoi 200 metri conclusivi sono impressionanti ed esplosivi. Bunora varca per primo il traguardo sotto gli occhi di un pubblico attonito. Dipinto secondo è commiabile per costanza dei risultati, terzo posto per una sorprendente Kimi Superstar che ha relegato al quarto Aetos. Insomma, Bunora si è rivelato il prototipo del perfetto cavallo da distanza, che la proiettano forse ad altri palcoscenici. Ma sentiamo le voci del fantino Nino Murru, di un soddisfatto Leonardo Chiesa, e per la prima volta sentiamo la voce del signor Domenico Manca, titolare della San Giuliano. Nino Murru, buon'ora. Anche questa, Bruno, bella soddisfazione. Abbiamo lavorato tanto e duro con Leonardo e il duro lavoro paga. Volevo ringraziare il signor Domenico che mi ha dato fiducia perché collaboro con loro. Grazie quindi. Senti Nino, una domanda sulla corsa. La distanza ha dimostrato di premiarla. La brucia la distanza, poi hanno camminato tanto. E a lei è andata di Quando ho lusso. visto che camminavano ho detto è la sua corsa. Ottava Leox ha dimostrato un po' la carta di quella corsa. Certo, Lighi correva con le migliori italiane e anche qualcuna europea, ha fatto vedere che muove le gambe. Sì, ha fatto vedere che muove le gambe, era un bel prospetto l'anno scorso, quest'anno sta dimostrando Ancora meglio. ancora meglio. Complimenti Nino. Grazie. Complimenti Nino. Leonardo, questa volta dai, c'è da essere soddisfatto di questa campagna. Sì. Pupilla di casa oggi vi ha È sempre regalato stata nostra pupilla. Gran Premio Regione Sarda, una 3 anni contro gli anziani. Ma lei il suo corto alla distanza. Sì, Stava correndo, l'ha dimostrato anche il 25, un po' cortina, ha trovato una grossa categoria e un po' faticata. E lì però comunque la cavalla sta venendo avanti. Oggi ci credevamo. Ci credevi dall'inizio? Sì, un po' sono venuti dei cavalli da fuori. Anziani buoni. Anziani buoni, comunque la linea non smentiva anche perché l'America Sprint comunque sia terza mi sembra. No, è finita lì comunque a ridosso. A ridosso comunque... delle piazze. Ottimi cavalli, comunque stiamo dimostrando di difenderci bene, dai. Classica domanda, il futuro di questa cavalla. Il futuro, se era stato sempre come lo programmiamo, era stato miliardario, invece sono un povero lavoratore. Dai Leonardo, ti facciamo i complimenti per questa vittoria, l'ennesima di questa stagione, e in bocca al lupo con Bunora e tutta la scuderia. Speriamo. Signor Domenico Manca, proprietario e titolare della scuderia San Giuliano, per la prima volta ai microfoni di sportriver.biz, in un'occasione giusta, il 44esimo Gran Premio Sardo di Regione Sardegna, andato a Bunora dell'Algher. Sì, grazie per l'opportunità che mi sta dando. Devo dire sinceramente che abbiamo aspettato questo turno perché era troppo lungo il digiuno e quindi ci speravamo tanto. Devo dire che la cavalla stava bene, lo ha dimostrato, una categoria molto alta e pertanto ritengo a maggior ragione di aver fatto una duplice vittoria.
sia tutta la squadra, soprattutto tutta la squadra della scuderia, e a questa squadra vanno i miei complimenti veramente sinceri di cuore. Anche perché la San Giuliano è un team, quindi fa morale questa vittoria. Soprattutto questo ci dà molto morale e speriamo nel travaso dai 2 ai 3 anni di poter esprimere veramente qualcosa di nuovo per il prossimo anno. C'è il fratello di Bunora a pieno che promette bene, allora gli diamo un po' più di tempo, certo. Sì, un po' tardivi, ne abbiamo molti buoni ma tardivi, e quello lo vedremo in seguito, quindi col cavallo dobbiamo aspettare e sentire un po' quelli che sono gli umori dello stesso animale, insomma. Certo, attendiamo di rivederci, perché se ci rivediamo vuol dire che le cose vanno bene. Speriamo. E in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Ship will carry our bodies safe to shore. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog sportriver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.